La ricetta richiede i seguenti ingredienti. Il riconoscimento UNESCO, sicuramente, pensare a una Conegliano che in realtà è una dimensione molto più ampia, la Conegliano Valdobbiadene. Secondo ingrediente, la Pedemontana e l'impatto che ha questa nuova realtà che si sta definendo sotto la Pedemontana, mettendo insieme Vicenza, Padova, Venezia e Treviso. Terzo ingrediente è la condivisione. Qualsiasi tipo di progetto deve essere ragionato, deve essere un elemento di confronto con i giovani per disegnare il futuro della città, che poi è anche il futuro dei nostri giovani. E poi c'è un ultimo ingrediente che è fondamentale. Le aree dismesse non devono essere dei buchi da riempire, ma devono parlarsi tra di loro e offrire alla città di Conegliano ciò che oggi manca, quindi creare in queste aree dismesse l'attrattiva per la Conegliano del futuro.